Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOA e dell'assessorato regionale alla salute della regione siciliana. Siamo qui negli studi di Collage insieme ad ospiti qualificati con i quali daremo voce alla buona sanità. Presentiamo il dottor Sergio Rizzo, responsabile del servizio di oncologia medica dell'ISMET, la dottoressa Francesca Catalano, direttore dell'unità operativa complessa multidisciplinare di senologia dell'ospedale Cannizzaro e presidente della commissione senologica dell'assessorato della salute, e il professor Pier Enrico Marchesa, direttore del dipartimento di oncologico dell'Arnas Civico di Palermo. Benvenuti. A questo punto entriamo subito nel merito. Oggi parleremo di oncologia, quindi nel caso in cui spesso i pazienti si trovano a rivolgersi a strutture sanitarie al di fuori della Sicilia, e invece noi sottolineeremo, evidenzieremo come in realtà le strutture presso cui operate possono garantire dei servizi e delle cure. Dottor Rizzo, lei come responsabile appunto di questo servizio all'ISMET, che tipo di servizi offrite e come tra l'altro immagino collaboriate al trattamento di patologie oncologiche anche in altro modo? Grazie. Allora, l'ISMET è un centro noto per l'attività chirurgica e le terapie di alta specializzazione, quindi da questo punto di vista i servizi offerti all'ISMET per i pazienti della nostra regione sono sicuramente di altissimo livello. L'avvio delle attività oncologiche mediche, quindi la possibilità di somministrare all'interno della struttura per quei pazienti con un programma chirurgico in ambiti di chirurgia epatobilio-pancreatica e toracica ha consentito di completare l'offerta del nostro centro, consentendo a questi pazienti di ricevere i protocolli chemioterapici o immunologici o le terapie biologiche immediatamente prima o dopo un intervento chirurgico, al fine proprio di migliorare il più possibile l'outcome di questi pazienti, aumentare le probabilità di sopravvivenza, e dal 2022 e nell'arco del 2023, quando appunto noi abbiamo iniziato a trattare pazienti oncologici all'interno della struttura, oltre 100 pazienti hanno completato il programma di cura e buona parte di essi non ha avuto una recidiva di malattia. Quindi è chiaro, si tratta di pazienti in uno stadio di malattia comunque suscettibile delle migliori cure, compreso l'intervento chirurgico, però dà l'idea di come un percorso completo possa migliorare il più possibile le probabilità di cura e di guarigione dei pazienti oncologici. Sono sicuramente numeri importanti, avremo anche modo poi di approfondire in altro modo e con altri esperti anche quelli che sono poi i numeri di quello che va poi a confermare come la mobilità passiva in realtà si può concretamente contrastare. Dottoressa Catalano, sicuramente la Breast Unit è una realtà importante. Di cosa si occupa e cosa c'è ancora da sapere, perché ci sono delle pazienti che ricorrono ancora a cure fuori dalla Sicilia? Ma le breast unit ormai sono in Sicilia una realtà assolutamente consolidata. Il decreto numero 49 del gennaio del 2020 ne sancisce inizialmente 15, al momento sono 17 distribuite in tutta la regione siciliana. Abbiamo cercato di coprire tutte le province in modo tale che la donna che abita anche in una piccola città possa avere a disposizione un centro di riferimento, e soprattutto abbiamo cercato di dare dei protocolli che siano uguali in tutta la regione. Quindi se da un lato abbiamo identificato i centri di riferimento chiamati appunto breast unit o anche dette unità di senologia, dall'altra abbiamo lavorato moltissimo sui protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali, e quindi la donna che viene curata a Palermo ha lo stesso trattamento se si rivolge ad una breast unit che magari si trova dall'altra parte della Sicilia, quindi come ad esempio può essere Catania. Quindi è importante fermarsi nella propria città
I centri di riferimento sono tutt'oggi monitorati, facciamo il monitoraggio attraverso il controllo delle cartelle cliniche. Questo ci consente di vedere il corretto percorso della donna che è affetta da tumore della mammella, e all'interno delle breast unit trova tutte le figure professionali, e quindi immaginiamo anche la presenza dello psico-oncologo, che non è scontato, ma è una figura fondamentale per condurre per mano la donna fino appunto alla guarigione, ma anche nei trattamenti post-operatori, chemioterapia, radioterapia. Cosa stiamo cercando di fare e cosa vogliamo che venisse fuori? Anche la presenza, per esempio, del nutrizionista all'interno dei reparti di oncologia. Il nutrizionista con particolare capacità in ambito oncologico, che non è semplicemente quello che fa la dieta, ma è quello che ti dà un piano alimentare adeguato per la tua malattia. C'è tanto ancora da fare in Sicilia, sì. C'è tanto da fare, ma ci sarebbe anche tanto da dire. Tra l'altro, come tutte le patologie, soprattutto quelle oncologiche, richiedono un grande supporto dal punto di vista psicologico, e quindi anche la questione di poter restare vicino alla propria casa è sicuramente importante, per non parlare di poi di quello che comporta spostarsi anche a livello economico. Professore Marchesa, insomma, per quanto riguarda invece l'ARNAS civico, ci sono in particolare dei casi o anche delle situazioni che lei ritiene sia opportuno menzionare? Ma l'ospedale civico di Palermo, che è in realtà la più grande azienda ospedaliera che c'è in Sicilia, ha una lunga tradizione in campo oncologico. Esisteva un po' di anni fa un ospedale autonomo che era l'ospedale Maurizio Ascoli, che poi è successivamente stato inglobato all'interno dell'azienda civico, che da anni si è sempre occupata di patologia di tipo oncologico. Adesso ritengo che l'offerta, io dirigo il dipartimento oncologico, l'offerta diciamo in campo oncologico dell'ospedale civico sia un'offerta molto ampia, in cui noi praticamente copriamo quasi tutte le patologie oncologiche principali, diciamo, di questa branca, e direi che il punto di forza del nostro dipartimento è proprio la cosiddetta multidisciplinarietà. Abbiamo molte figure professionali che lavorano in maniera congiunta, abbiamo quotidianamente, non dico quotidianamente, settimanalmente delle riunioni per patologia in cui sono invitati i vari specialisti, che possa essere il gastroenterologo, il nefrologo, assieme ai chirurghi che si diciamo occupano in maniera diretta dell'aspetto chirurgico. Non ultimo, noi abbiamo da qualche anno anche coinvolto in questi gruppi multidisciplinari anche gli anestesisti, perché è fondamentale, diciamo, valutare la possibilità di offrire un certo tipo di cura compatibilmente con quelle che sono le condizioni generali del paziente. Certamente, sicuramente il paziente è al centro dei servizi che offre la sanità. Dottor Rizzo, cosa possiamo a questo punto aggiungere anche in termini, si parlava di rete, quindi di comunicazione anche tra i vari reparti? Qual è il punto di forza? Tra i vari ospedali, perché i colleghi hanno evidenziato un punto fondamentale, che è quello della multidisciplinarietà. I risultati per i pazienti oncologici sono significativamente migliori quando i diversi colleghi dialogano tra di loro, quindi tutti gli specialisti che sono protagonisti nella gestione di un paziente oncologico, dialogando, trovano il percorso diagnostico-terapeutico migliore. Quindi il gruppo oncologico multidisciplinare presente nelle nostre strutture consente alla fine ai diversi specialisti di incontrarsi con cadenza periodica, settimanale, tra gli specialisti di aziende diverse, di condividere i casi secondo le competenze di ciascuno. E quindi devo dire che tutti questi gruppi oncologici che si sono istituiti e che hanno un ruolo cruciale all'interno dei PDTA davvero consentono ai pazienti siciliani di poter ricevere delle cure secondo i migliori protocolli previsti dalle linee guida correnti a livello nazionale e internazionale. Dottoressa Catalano, per quanto riguarda invece l'ambito specifico, sicuramente
fate tanto e c'è in prospettiva anche qualcosa che si sta, diciamo, migliorando? Sì, intanto abbiamo istituito un incontro annuale presso il CEFPAS dove ci si riunisce direttori di Brest, quindi chi dirige la Brest Unit o comunque il percorso all'interno della Brest. Abbiamo così la possibilità di confrontarci e vedere dove sono magari le difficoltà, i problemi quotidiani, perché comunque ogni struttura ospedaliera e non chiaramente affronta dei problemi quotidiani anche nel percorso diagnostico-terapeutico della paziente. Stiamo lavorando alla cartella informatizzata, quindi la possibilità di avere una piattaforma dove anche lo scambio possa avvenire attraverso anche i documenti, attraverso la cartella clinica. Quindi auspichiamo che possiamo avere come rete regionale di senologia una cartella che sia uguale per tutte le 17 Brest Unit. Questo ci consentirebbe di portare avanti il monitoraggio con molta facilità e senza avere tanti intoppi, come invece capita nel momento in cui facciamo il monitoraggio delle Brest con i CD e ci sono tantissimi documenti all'interno che magari ci tolgono tanto tempo. Fondamentale, questo va sottolineato per tutte le patologie, per tutti i PDTA oncologici, è il GOM, quindi il gruppo oncologico multidisciplinare. Quindi questo è un punto cardine di tutte le oncologie, riunirsi una volta alla settimana, discutere i casi preoperatori, perché è fondamentale capire se un paziente va prima a chemioterapia e poi ad intervento o viceversa, e poi incontrarsi nuovamente quando arriva l'esame definitivo dopo l'intervento per vedere quale percorso ancora il paziente deve fare. E questo, ripeto, sicuramente vale per la Brest Unit, ma vale per tutti i PDTA in ambito oncologico. Certamente. Professore Marchesa, cosa possiamo aggiungere? Ci sono anche dei numeri importanti che riguardano dei casi? Lei sì, appunto citava prima questo. Intanto a proposito di numeri, posso dire questo, che nel nostro dipartimento oncologico, se andiamo a vedere quelli che sono, diciamo, i paletti che fissa il piano nazionale esiti, in cui stabilisce un numero minimo di casi che devono essere effettuati da una determinata struttura per dare, diciamo, un livello di qualità, possiamo dire che nel nostro dipartimento riusciamo a raggiungere questo livello soglia in praticamente tutte le patologie oncologiche, sicuramente per quanto riguarda la patologia oncologica colorettale, la patologia oncologica dello stomaco, dell'esofago, del fegato e del pancreas, oltre che questi sono, diciamo, gli ambiti, diciamo, di mia diretta competenza, perché io dirigo la chirurgia oncologica. Ovviamente ci sono anche numeri importanti per quanto riguarda le patologie genitourinarie, che sono di competenza del nostro reparto di urologia, e ovviamente della ginecologia oncologica. Con questa, diciamo, massa di patologia ci capita anche di trattare patologie che possono risultare particolarmente rare. Recentemente ci è capitato di dover operare un caso veramente, diciamo, che posso definire rarissimo, perché era un paziente che aveva un melanoma primitivo dell'esofago, è una patologia che siamo andati a ricercare su tutta la letteratura scientifica presente, e non sono segnalati più di 400 casi in tutto il mondo. Quindi insomma è stato un grosso impegno per la nostra struttura, e che per fortuna ha avuto un esito favorevole. Logicamente il malato ovviamente è ancora sotto trattamento oncologico, e quindi prima di poter poi ritenere un risultato a lungo termine soddisfacente dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo. Bene, grazie per il vostro contributo. Sicuramente chi poi avrà intenzione e bisogno di trovare maggiori informazioni potrà trovarlo presso sicuramente le strutture o anche i nostri canali ufficiali. Grazie mille per i casi e i numeri che avete portato qui, e grazie soprattutto a chi ci ha seguito con attenzione in questo appuntamento di Curarsi in Sicilia.